Abbiamo visto un accesso molto alto di bambini negli ambulatori delle malattie infettive, per questo abbiamo provveduto immediatamente a organizzare un percorso separato. 2 container allestiti in poche ore all'esterno del pronto soccorso pediatrico e dedicati esclusivamente ad effettuare i tamponi ai bambini che frequentano i nidi e le scuole di Padova. L'azienda ospedaliera è subito intervenuta per risolvere il problema delle code che si erano formate all'esterno del reparto di malattie infettive con la riapertura delle scuole. Eccoli allora i 2 container. In uno è stato allestito l'ambulatorio per l'accettazione, nell'altro invece verranno effettuati i tamponi. Nell'ottica di dare risposte anche molto veloci per favorire l'accesso o il rientro alla scuola materna o dell'obbligo che sia e garantire in questo modo anche un percorso dedicato, un percorso che ci teniamo a voler garantire a tutela di tutti, ma anche per dare il segno che noi stiamo facendo il massimo sforzo e siamo pronti in tutto ad agevolare la ripartenza normale della scuola. I sintomi da raffreddamento sono simili al Covid e il bambino, anche se ha una semplice febbre, prima di essere visitato dal pediatra deve effettuare il tampone per escludere il Covid e deve informare la scuola in tempi rapidi. Per questo l'azienda ospedaliera ha immediatamente deciso di dedicare una corsia riservata ai pazienti in età scolare. Qui abbiamo 2 tipi di flussi, un flusso di bambini che sono già visti dal loro pediatra di famiglia, questo deve mantenersi, il pediatra di famiglia è una figura molto importante per i bambini, quindi per i bambini che sono in carico del pediatra di famiglia noi faremo il tampone e lo faremo anche ai genitori, qualora, perché questo, la salute del bambino e dei genitori è un tutt'uno all'interno dell'ambito familiare. Il secondo tipo di flusso che abbiamo invece è dei bambini che arrivano in pronto soccorso perché hanno sintomi importanti e lì la situazione sarà sostanzialmente, quindi ci sarà anche la presa in carico del bambino e se necessario anche l'esecuzione del tampone nei genitori. I 2 container saranno operativi già da sabato 18 settembre. Verrà posizionata una tenda per evitare che i piccoli pazienti siano esposti al sole cocente o alle intemperie. Nelle prossime settimane invece verrà allestito un grande container riscaldabile di 100 metri quadri per far fronte alla stagione autunnale e invernale.